Mi ha fatto un po' pensare in questi giorni, ho detto la dico, non la dico, perché molti tu no, mi parlano spesso di donazioni, crowdfunding, eccetera. Io però avrò anche la mentalità molto aperta, però sicuramente sbaglio, per carità, sotto certi aspetti sono anche abbastanza vetusto, no? Voglio dire. E io ho sempre rifiutato, già quando dicevano tipo facciamo la colletta, ti prendiamo il camper nuovo, ho detto no, assolutamente no, ma stai scherzando, cioè mi vergogno. E oppure tanti insistono a dire, cioè di aprire un conto per le donazioni, eccetera, ma vedi, io ripeto, sicuramente sbaglio, però questi tipi di avventura non combaciano minimamente, sempre secondo me, con queste cose, perché se vuoi fare la bella vita, divertirti, andare in giro in camper, te la devi anche guadagnare, cioè nel senso devi dargli anche un senso a questa avventura. Se io dovessi diciamo vivere di donazioni, cioè, mi sembra anche un po', ripeto, per me offensivo nei confronti degli altri, cioè della serie pagatemi che faccio la vita da Michelasso, cioè è strana questa cosa per me, sicuramente sbaglio, non capisco niente, però secondo me è strana, cioè allora sono capaci tutti, cioè si sveglia un qualsiasi pinco pallino e dice agli altri oh pagatemi una vita in vacanza per sempre e grazie al cazzo sono capaci tutti, cioè il bello è nel riuscire a arrangiarsi, no? Io almeno non lo so, la penso così, ripeto, sicuramente sbaglio. A me di questa storia è piaciuto tantissimo che io l'ho iniziata con 5.000 euro, 4.600 sono andati nel camper, il resto bollo e assicurazione, hai capito? Cioè non avevo neanche il gasolio per andare in giro, non potevo prendere la disoccupazione, non potevo lavorare perché ero ancora registrato come ferie nel vecchio lavoro della ditta che è fallita, tante cosette, quindi non lo so, per me l'avventura è questa. Che ripeto, se no chiunque può farlo. Cioè, ti danno le donazioni, tu con le donazioni ti prendi un camper o vai in giro anche a piedi, in bicicletta e quello che vuoi e ti fai la vita spesato dagli altri. Ma e allora dov'è il bello? Cioè, tutti sono capaci di fare la vacanza. Sicuramente sbaglio, no? Perché dopo mi saltate addosso.